a casa tanti a cui la deriva del PD renziano ha tolto casa, ha tolto rappresentanza. Secondo punto, io sono d'accordo con chi diceva, è chiaro che il nemico è la destra leghista, la destra xenofoba, ma allo stesso tempo è evidente che noi siamo alternativi sia al PD sia al Movimento 5 Stelle, anche perché pensiamo che queste forze in realtà rischiano con le loro oscillazioni, con le loro ambiguità, di aprire il campo esattamente a un successo della destra, perché l'operazione che fa il PD renziano è quello di un riposizionamento che in realtà porta a imbarcare molto ceto politico in uscita dal centrodestra, ma che poi rispetto a una stretta della destra sui temi veramente identitari, immigrazione, sicurezza, capacità di vellicare istinti profondi di paura, eccetera, è chiaro che su quei temi lì Renzi non potrà mai essere competitivo con la destra vera di questo paese. Per cui il rischio molto concreto è che questo PD imbarchi tutto un ceto politico trasformista in uscita dal centrodestra, ma che alla fine il saldo elettorale tra ciò che conquista in direzione di centrodestra e il moltissimo invece che perde in direzione della sinistra sia un saldo elettorale negativo che apra il campo appunto al successo della destra. Quindi un impianto politico secondo me che sia molto, molto chiaro, un impianto non settario, che riapra, come diceva bene Nicola, non a chiacchiere, non semplicemente facendo dei convegni, ma riaprendo uno spazio di rappresentanza reale, una forza, riapre una prospettiva politica diversa in questo paese, con la visione e anche con la concretezza dei programmi. Naturalmente concretezza dei programmi, abbiamo avuto esperienze in passato anche qui di programmi iper dettagliati e lunghissimi del centro-sinistra che poi sono stati largamente disattesi. Un programma dal mio punto di vista non è un elenco minuzioso, iper dettagliato di provvedimenti legislativi settoriali. Il programma è innanzitutto una visione e alcune grandi scelte fondamentali che poi naturalmente nella contingenza si articolano più dettagliatamente. Allora il programma fondamentale è stare dalla parte della Costituzione, sia come visione della società, sia come idea di una democrazia parlamentare. Significa ritenere che la Costituzione mette al primo posto la piena occupazione e subordina, a differenza di quello che fanno i trattati europei, il perseguimento della piena occupazione rispetto all'obiettivo della stabilità dei prezzi e del controllo dell'occupazione. Significa che c'è la centralità del lavoro e non la centralità dei profitti aziendali. Significa che c'è un welfare universalistico garantito a tutti i cittadini e si lavora per quello e non certo per appaltare la sanità o il sistema pensionistico ai privati, perché quello che sostanzialmente sta facendo il governo Renzi con i tagli è esattamente quello, perché se io taglio 4 miliardi all'anno alla sanità e rendo sempre più difficile la diagnostica, è evidente che sto aprendo un enorme campo alla sanità privata, alla sanità a pagamento, alla sanità di chi se lo può permettere. Significa riaffermare il valore universalistico della scuola e dell'università, non a un modello americano per cui ci sono le università di serie A e le università di serie B, le scuole di serie A e le scuole di serie B. Lavoriamo a ricostruire un sistema nazionale di formazione, con degli standard uniformi in cui le università più deboli, le scuole più deboli vengano aiutate a tornare verso gli standard e non abbandonate al loro destino. Significa ricostruire un elemento di economia mista. Io penso che le piccole e medie imprese siano un elemento di ricchezza del tessuto economico italiano. Non condivido chi dice a sinistra, qui siamo nel Veneto, che le piccole imprese andrebbero spazzate via, che non è vero. L'economia italiana è stata una delle economie più dinamiche dell'Occidente grazie alle piccole e medie imprese. Nessuno meglio di voi qui nel Veneto lo sa. Ma come si è costruito quel sistema di piccole e medie imprese? Perché c'era una grande impresa pubblica che faceva investimenti, che faceva ricerca, che faceva innovazione
e che poi trasferiva questo a cascata a un sistema invece diffuso. Noi abbiamo smantellato la grande impresa, cosa che ci ha insegnato benissimo Luciano Gallino, che citava prima Nicola Fratoianni, recentemente scomparso. Vi consiglio, per chi non ha letto, un magnifico libro, oltre ai tanti altri, scritto ormai forse più di 15 anni fa, La scomparsa dell'Italia industriale, in cui descrive proprio attraverso queste privatizzazioni avventurose come noi abbiamo liquidato la grande azienda pubblica in Italia, che non era semplicemente sprechi, corruzione come nella fase terminale, ma è stato un elemento di costruzione, di arricchimento del nostro sistema produttivo. Oggi dire queste cose in Italia, tornare all'idea di scelte keynesiane, cioè che quando c'è una crisi economica è lo Stato che deve intervenire, che deve riavviare gli investimenti, appare... Qui nessuno pensa di rifare il comunismo, tutti veniamo, tutti più o meno qui a questo tavolo, da una determinata matrice, da certe letture giovanili, da certi sogni, da certi ideali, ma qui si tratta non di fare la sinistra identitaria, qui si tratta di riaffermare alcuni punti fondamentali di cultura politica che nell'ultimo ventennio sono stati cancellati. E lo si fa non nel segno della purezza del settarismo, ma lo si fa concretamente se ricostruiamo una forza larga, inclusiva, che abbia il peso per contare e per riaprire una partita politica in questo paese. Devo dire che condivido largamente le cose che sono state dette. Io credo che noi dobbiamo avere l'ambizione di costruire una forza politica, un progetto politico, una coalizione che sia in grado di porre all'ordine del giorno non l'opposizione ma il governo del paese. Credo che questo sia il problema, cioè in realtà noi abbiamo un problema di rovesciamento delle politiche e delle logiche, insomma, con cui si è mosso il governo di questo paese per molti anni, insomma, e quindi non è che possiamo giocare, insomma, all'opposizione e basta. Dobbiamo avere questa ambizione, la condivido, dobbiamo avere l'ambizione di costruire un progetto, una forza, una proposta politica che, come dire, metta in campo un'idea di altro governo, di un diverso modo di gestire e di governare il paese. Su questo sono assolutamente d'accordo. Io vorrei solo fermarmi su alcune questioni. C'è un punto fondamentale ed è quello dell'Europa. Insomma, io credo che su questo punto c'è un elemento su cui dobbiamo riflettere. Rifondazione Comunista dice da anni, non da ieri, non da un anno e mezzo, ma da anni, che è necessario costruire nel nostro paese una sinistra che sia autonoma e alternativa al PD. E lo dice nelle forme con cui noi stiamo oggi discutendo sulla costruzione di una. Lo fa sulla base di che cosa? Su delle esperienze che sono state fatte in Europa, perché questo è il punto. Noi siamo, come dire, dentro un quadro in cui la socialdemocrazia europea, cioè, ha dismesso da tempo qualsiasi capacità di rappresentazione di interessi diversi da quelli che sono gli interessi del capitale, della finanza, delle multinazionali, ma non da ieri, non è una scelta che ormai, diciamo, dura da tempo abbastanza lungo. In contrapposizione a questa scelta in Europa si sono costruiti progetti politici che sono quelli che fanno capo a sinistra europea, come Syriza, Schierda Unita, Front de Gauche e altri come in Portogallo, eccetera. Queste forze hanno più o meno, insomma, costruito una capacità, in particolare, insomma, diciamo in Grecia, ma non solo, credo adesso l'esperienza portoghese, insomma, ci avvicina anche in Portogallo a questo tipo di realtà. Hanno costruito una proposta politica, una forza politica di massa capace di ambire al governo del paese, dentro un quadro sicuramente difficile e complicato, perché non ci nascondiamo che non è così facile. Siamo all'interno di un contesto dove il quadro, insomma, no, delle regole, delle strutture, la stessa moneta, insomma, no, la stessa struttura dell'euro, insomma, ci pone dei problemi e delle difficoltà nel quadro di un possibile governo di una sinistra di un paese. Però c'è un elemento chiaro, cioè che l'elemento chiaro è la rottura con la socialdemocrazia, l'elemento chiaro è la necessità di costruire una forza politica, un soggetto politico che sia chiaramente alternativo alle politiche, insomma, liberali, alle politiche liberiste che fanno capo
al Partito Popolare Europeo, ma alla stessa misura alla socialdemocrazia europea. Punto, questa è la chiave del ragionamento. Su questo piano noi abbiamo sempre detto e abbiamo sempre guardato alle esperienze europee, partendo non da un dato, diciamo così, volontaristico, ma da un dato reale, insomma, che è quello che le forze che si sono costituite in Europa dentro questo quadro della sinistra europea, dentro questo quadro di costruzione di blocchi di sinistra capaci, insomma, di contendere la maggioranza all'interno del quadro elettorale dei propri paesi, si costruiva su un terreno di radicalità, su un terreno chiaramente alternativo, con forme che tenevano conto del quadro reale della situazione. Diciamo, Syriza è nata come una coalizione di forze, no? Non è nata come un partito. Izquierda Unida non è un partito, e la stessa realtà portoghese non è. Io credo che la situazione in Italia sia oggettivamente questa. Tenendo conto che noi condividiamo assolutamente la necessità di una, come dire, di un passo in avanti importante, cioè quindi il fatto che questo nuovo soggetto abbia una sua sovranità, abbia una sua autonomia, cioè come sia un soggetto non costruito su una forma pattizia, vuol dire i gruppi dirigenti dei diversi soggetti che lo costituiscono sostanzialmente si mettono d'accordo sulla gestione del nuovo soggetto politico, una sorta di federazione, come volete chiamarlo. Noi crediamo che questo processo debba essere realmente costruito dal basso e che preveda, insomma, il fatto che ciascuno che partecipa a questo soggetto abbia un ruolo chiaro e preciso. Quindi il discorso è una testa e un voto quadrato. Però teniamo conto del fatto, compagni, che il quadro della situazione reale in questo paese oggi non prevede la possibilità della costruzione di un soggetto partito. Non prevede, perché non ci sono forze che non sono disponibili a farlo. Non è disponibile possibile, non è disponibile Rifondazione Comunista, questo è già stato detto, ma non perché non siamo disponibili alla costruzione del nuovo soggetto politico unitario nella forma non pattizia, una testa a voto con ampia sovranità sui terreni in cui unitariamente si decide, no? Con questo modo, ma semplicemente perché noi ovviamente mentre stiamo sicuramente sul terreno dell'antiliberismo, mentre sicuramente condividiamo l'analisi che è stata fatta su tutta una serie di questioni, abbiamo anche un nostro profilo culturale, teorico, strategico diverso, che riguarda il lungo periodo, non riguarda la fase politica che stiamo attraversando in questo momento. E poi oltre a noi ci sono altri soggetti che non intendono percorrere, costruire un nuovo soggetto politico unitario, ma non prevedono il loro scioglimento. Questo non è una cosa che impedisce la costruzione del soggetto politico unitario. Lo è stato fatto in altri paesi, può benissimo essere fatto in Italia. Se oggi si pone questa discriminante e si pone questo terreno come terreno, diciamo, di pregiudiziale alla costruzione del soggetto politico nuovo, secondo me si commette un errore, perché non permette realmente la costruzione e l'avvio di questo processo, che sicuramente non sarebbe condizionato, ritardato o impedito, perché lo dimostra la realtà di altri paesi, dal fatto che dei soggetti decidano comunque di mantenere per alcuni aspetti della loro esistenza e della loro vita politica una qualche autonomia. Credo, compagni, che questo sia un modo, come si dice, corretto, onesto, di esporre quella che è la realtà. Detto questo, vuol dire che Rifondazione Comunista non è generosa? Io credo che Rifondazione Comunista sia stato in questi anni, in tutte le grandi battaglie di massa, il partito, essendo il partito più organizzato dal punto di vista della presenza nei territori, sia stato, diciamo così, il più disponibile a giocare la sua forza organizzata dentro il Paese unitario. Faccio l'esempio dell'altra Europa per Tsipras, compagni, senza voler, come dire, l'impegno estremamente determinato dei compagni di Rifondazione Comunista, probabilmente in alcune regioni italiane, non in tutte, non si sarebbe riusciti a raccogliere le firme necessarie alla presentazione delle liste. Ma questo vale anche per altro, vale anche per la campagna per l'acqua pubblica, vale anche per la campagna sull'articolo 18. Noi abbiamo una fortissima, perché questa è la nostra posizione politica, compagni. Gli ultimi congressi di Rifondazione Comunista sono tutti centrati su un punto, che è quello, come dire, come punto politico di rimedio e anche di discussione, di battaglia politica interna, perché mica tutti sono d'accordo, cioè, sono compagni che hanno una logica fortemente identitaria e non
e anche guardando alcune esperienze recenti non sono particolarmente disponibili, insomma, no, a avviare questo processo unitario. Però la maggioranza, i congressi del partito si sono sempre espressi con chiarezza su questo punto: la costruzione di un soggetto fondato su una testa a un voto, sulla cessione di sovranità da parte dei soggetti che vi partecipano, sul ruolo attivo di chiunque vi partecipi, e che fosse alternativo all'autonomo. Questo secondo me è un punto fondamentale. L'altro punto, e quindi direi, compagni, di partire da quella che è la realtà, da partire dal fatto che va tenuto conto certamente della volontà unitaria, ma dei compagni, di quella che è la posizione vuol dire, è una dialettica, non è che, però io penso che questa dialettica non possa essere impedente in questo momento, non possa essere un elemento che determina un elemento di divisione, di rottura fra di noi. Io penso che si possa procedere tranquillamente, che si possa andare avanti e si costruisca a partire da quelli che sono i bisogni reali, i terreni di battaglia. Io credo che qua oggi, tra di noi, potremo trovare sicuramente 10 punti immediatamente